provo a guardare sul canale YouTube del Veneto se la sapete. Amici del canale YouTube di Volley Veneto Benacus, ben trovati a questa prima trasferta, questa prima giornata di Coppa Veneto tra il Volley Veneto contro i padroni di casa della Fulgor Piene Vicenza. Presentazione delle due squadre in questo momento, non abbiamo ancora gli starting six delle due formazioni.
Siamo dicevamo all'inizio della stagione, prima giornata di Coppa Veneto. Stiamo attendendo l'ingresso in campo delle due formazioni. Intanto diamo i roster delle due squadre. Partiamo dal Volley Veneto con il numero 1 Albertini Luca, con il numero 2 Squara Leonardo, con il numero 3 Sasha Tarocco, con il numero 5 Marco Bellinazzi, con il numero 7 Gatti Davide, con il numero 8 Edoardo Soprali, con il numero 9 il capitano Cristian De Agostini, con il numero 11 Filippo Garrò, con il numero 13 Albrigo Tommaso, con il numero 14 il primo libero Michele Viola, con il numero 15 Davide De Giorgio, con il numero 17 Cristian Lovato, con il numero 18 secondo libero Nicolò Motterà. Risponde la formazione del Fincortiene, con il numero 2 Dalmorin Luca, con il numero 4 Davide Sola, con il numero 5 Matteo Bicego, con il numero 6 Giacomo Dal Bianco, con il numero 7 Giulio Dalla Fine, con il numero 8 Nicola Cicchero, con il numero 10 Federico Crotto, con il numero 14 Giulio Gnappa, con il numero 15 Marco Danieli, con il numero 18 Michele Della Costa, il primo libero il numero 11 Brinale Michele, con il numero 23 il secondo libero Luca Bettanini, con il numero 9 Alessandro Cazzola, con il numero 13 Daniele Cerfante. Al servizio il giocatore numero 9 della formazione Cazzola Alessandro, butta la palla a rete, 1-0 per la formazione di casa. Scusate, per la formazione ospite. Al servizio Sasha Tarocco per il Volley Veneto. Uno pari. Il nostro opposto, il giocatore della formazione del numero 15 Davide De Giorgio, sbaglia la sua azione. Buona difesa di Tarocco, palleggia, palla fuori, nessun tocco. Leonardo Squara da posto 4 non riesce a concretizzare l'attacco. Al servizio del giocatore numero 7 Dalla Fine Giulio, il capitano della formazione di Tiene. Buona ricezione di Tarocco, possibilità di attacco. Questa volta c'è stata l'invasione del giocatore numero 5 Bicego Matteo, che permette la formazione del Volley Veneto di portarsi sul 2 pari. Al servizio Davide Gatti. Non interveniamo su questo pallonetto dalla zona centrale del campo della squadra di Piene, di padroni di casa, 3-2. Al servizio il giocatore numero 5 Matteo Bicego. Grande primo tempo del giocatore De Agostini, Cristian De Agostini, il capitano, porta a casa il pareggio fuori dai 9 metri. Il nostro opposto Davide De Giorgio. Attacco ancora della formazione di Piene da posto 4. Il giocatore numero 13 Cerfante Daniele mette il punto del 4-3 per i padroni di casa e manda fuori dai 9 metri il giocatore numero 8 Cicchelero Nicola. Una free ball per
la formazione ospite. Errore di Tarocco sul pallonetto, 5-3 per i padroni di casa. Al servizio ancora la formazione di casa della Fulgortiene. Questa volta la palla cade direttamente nel campo dei padroni di casa, 5-4 e fuori dai 9 metri il giocatore numero 2 Leonardo Squara, pronti per il suo servizio. Questa volta il muro invadente di Sasha Tarocco e di De Agostini non lascia scampo agli avversari, portando in perfetta parità le due formazioni in questo primo set, questa prima gara stagionale del Volley Veneto, prima uscita a Tiene per questa Coppa Veneto. Ancora il giocatore del servizio, la palla è fuori, 6-5 per i padroni di casa. Dalla mia postazione sembrava quasi fosse dentro. Fuori dai 9 metri il giocatore numero 18 Michele Dalla Costa per il suo servizio. Sasha Tarocco fa tutto lui, riceve, poi attacca una palla non bellissima, portando ancora in equilibrio le due formazioni. Entra intanto il giocatore numero 7 Davide Gatti per nella rotazione del libero. De Agostini al servizio, palla fuori, 7-6 per i padroni di casa. Al servizio il giocatore numero 13 Cerfante Daniele. Grande attacco di Sasha Tarocco che al limite riesce a mettere giù un diagonale strettissimo, 7 pari. Al servizio il giocatore numero 11 Garro Filippo. È efficace l'attacco dei padroni di casa da posto 2. Al servizio il giocatore numero 9 Cazzola Alessandro, il centrale della formazione di Tiene. Grande attacco dal nostro opposto, da posto 4 Davide De Giorgio mette giù un bel diagonale, 8 pari. Partita che in questo primo set si sta giocando sul punto a punto e permette al nostro specialista dei servizi Sasha Tarocco di andare fuori dai 9 metri. Il suo servizio è sempre molto forte. Anche adesso palla molto alta, molto potente. Palla dentro, 9-8 per Tarocco. Ace, 9-8 per il Volley Veneto. Grande servizio quello di Sasha Tarocco. E un altro ace, 10-8. Questa volta il servizio di Tarocco va a rete, 9-10. Si interrompe la striscia positiva del giocatore del Volley Veneto e concede agli avversari la rimessa in gioco con il numero 7 Giulio Dalla Pina, il capitano del Fulgortiene.
punto con un buon attacco in zona 3 per la formazione del Volley Veneto da parte del giocatore numero 7 Davide Gatti. È proprio l'autore del punto che si porta fuori dai 9 metri per la sua rimessa in gioco, per il suo servizio. 9-11. Il pallonetto del centrale numero 8 Tuchelero Nicola inganna il muro a 2 del Volley Veneto. 10-11 per i padroni di casa, indietro di un punto. Grande attacco del posto di Giorgio che storce le mani al muro a 2 avversari. (13-10) per la formazione del Volley Veneto. Ancora De Giorgio al servizio, questa volta la palla cade fuori. 11-13, cambio palla e fuori dai 9 metri sta andando il giocatore numero 8 Nicola Ciccheleri. Questa volta De Giorgio era sbilanciato, smanaccia il pallone che va abbondantemente fuori. 12-13, si riavvicinano i padroni di casa portandosi dal -3 al -1 e ancora Cichelero fuori dai 9 metri per il suo servizio. Ricezione a 3 per la formazione veronese con Squara, Sasha e grande attacco questa volta di De Giorgio, Luciano e di Michele Viola. 12-14 e una delle due bande veronesi, Squara Leonardo, che si porta fuori dai 9 metri per il suo servizio. Un float nella parte del fulgortiene, ma la palla cade nel campo di Verona. Errore del 15 ancora del nostro posto Davide De Giorgio, che regala un punto agli avversari. 13-14. Pari. Il colpo di De Agostini Cristian non va a fondo. Time out chiesto da Adriano P sul 14 pari. Rientrano in campo le due formazioni dopo il primo time out chiesto da Adriano Fin, primo time out della stagione ovviamente. Attacco da posto 4, un bel diagonale di Sasha Tarocco. 15-14. Volley Veneto mette ancora avanti la testa.
Ancora un attacco di Tarocco, 16-14. E ancora De Agostini fuori dai 9 metri, capitano centrale della formazione del Volley Veneto, al servizio. (16-15). Un pallonetto spiazza la difesa del Volley Veneto, portando agli ospiti ancora almeno, ai padroni di casa, ancora almeno uno. Il servizio del numero 13 Cerfante. Ed è un ace. Tarocco non tiene bene il bugger su questo servizio. 16 pari, perfetto equilibrio finora tra le due formazioni. Aveva cercato sul 10-13 le formazioni del Volley Veneto di allungare, ma non c'è riuscita per la caparbietà della Fulgortiene, che è riuscita a pareggiare. Bella azione da una parte e dall'altra da entrambe le formazioni. Punto 17-16, la palla che non voleva cadere, ma veramente applausi da tutto il palazzetto a queste due formazioni che stanno dando vita a uno spettacolo incredibile da una parte e dall'altra, con questo batti e ribatti, un'azione lunghissima che ha permesso agli ospiti del Volley Veneto di andare avanti di un punto, 17-16. Da posto 4 del giocatore numero 5 Bicego Matteo, che porta ancora in equilibrio il match in questo primo set stagionale della Coppa Veneto del Volley Veneto Benacus Polisportiva. Palla fuori da 18-17. Ancora Sasha Tarocco al servizio. Nella rotazione precedente il nostro giocatore ha fatto 2 ace. Questa volta la palla va abbondantemente fuori, 18 pari. Giulio Dalla Fina, capitano del Fulgortiene, che si porta fuori dai 9 metri per il suo servizio. Ed è un ace. Errore di Leonardo Squara, rifà portare avanti la testa della Fulgortiene, avanti di un punto, 19-18 in questo primo parziale. Free ball nel campo del Fulgortiene, 20-18, più 2 per i padroni di casa. Cambio in casa del Volley Veneto. Esce il giocatore numero 2 Leonardo Squara ed entra il giocatore
numero 8 Edoardo Soprali. Venti a 18. Venti a 19. Il centrale giocatore numero 7 Davide Gatti pronto al servizio sul 20 a 19. Non passa il pipe di Tarocco. 21 a 19, più 2 in questa fase calda del primo set. Ventuno a 20. L'autore del punto, il numero 15 Davide De Giorgio, si porta fuori dai 9 metri per il suo servizio. Free ball, errore, stavano per fare un free ball i giocatori del Fulgortiene, hanno sbagliato clamorosamente il bugger buttandolo sulla rete del proprio campo, quindi 21 pari. Fortunati in questo momento anche il Volley Veneto. Ancora De Giorgio, la palla nel campo di Tiene, possibilità di attacco, muro a 2. Non porta, ed è in campo Tarocco, la vista 22 a 21, errori da una parte e dall'altra. Questa volta Tarocco ha battezzato fuori un pallonetto disperato della formazione del Fulgortiene, che consente ai padroni di casa di portarsi avanti di un punto, 22 a 21. All'attacco mancino del giocatore numero 8 Edoardo Soprali, 22 a 22, ancora il perfetto equilibrio. È proprio l'autore del punto Edoardo Soprali, che ha sostituito in corso d'opera Squadra Leonardo al servizio. Palla fuori, nessuno la tocca, 23 a 22. Errore in posto 4 del giocatore numero 18 della formazione host di casa, il giocatore Michele Dalla Costa ha buttato la palla lunga senza che nessuno del muro intercettasse questo tocco. 23 a 22 in momenti caldi del set. Ancora cerca di mettere avanti la testa la formazione ospite del Volley Veneto, battuta molto corta, e questa volta la palla è dentro nelle zone centrali del campo. In attacco del centrale il giocatore numero 5 Matteo Bicego mette ancora in perfetta parità le due squadre. Michele Dalla Costa al servizio. Buona ricezione di Tarocco. E questa volta il diagonale di Tarocco da posto 4 è efficacissimo, 24 a 23. Sostituzione in corso, entra il giocatore numero 13 Tommaso Albrigo al posto del giocatore numero 7 Davide Gatti. Cerca di alzare il muro mister Adriano Fin sul 23 a 24, viene chiamato time out dalla formazione di casa, quindi 30 secondi di pausa.
al servizio Cristian De Agostini. Sono ritornate in campo le due squadre, il centrale del Volley Veneto con un float verso la zona centrale del campo, possibilità di attacco da posto 2, e questa volta il muro del nuovo entrato Tommaso Albrigo è efficacissimo. Finisce il primo set 23-25, cambio campo e 3 minuti di pausa. Devo lavorare sul canale YouTube. Allora la giro. È giusto guardarla così. Su Facebook forse la si vede storta. Ora su Facebook. No. Cattiva. No, sono dal vivo. Se no la giro, allora è giusta così. Fa che la veda Simone, e dice anche su YouTube la si vede dritta. Rientrano in campo le due formazioni, vittoria per 25-23 alla fine del primo parziale per gli ospiti del Volley Veneto Benacus, che in questo momento hanno cambiato il campo
Ecco che anche l'arbitro si posiziona al proprio posto, si può ricominciare a giocare. Ace, primo pallone del giocatore, primo servizio del giocatore numero 11, Filippo Garrò, porta il primo punto per il Volley Veneto dopo un errore del giocatore numero 13, Cerfante Daniele, che non riesce a tenere il servizio. La palla di Garrò cade sulla rete di Mezzeria e quindi 1 pari. Grande attacco del numero 15, Davide De Giorgio, da posto 4, l'opposto della formazione del Volley Veneto, e concedendo a Sasha Tarocco di andare fuori dai 9 metri per il suo servizio. 2-1 per la formazione ospite. Grande attacco di una palla free ball che era dopo la cattiva ricezione della Fulgortiene, del numero del centrale della formazione di Volley Veneto. Ancora difficoltà nella ricezione, palla ancora nel campo. Questa volta la palla è dentro nella diagonale, la palla è dentro. Mi sembrava, ho visto l'allenatore di Tiene che ha fatto segno della palla in campo. Molto difficoltosa la ricezione della formazione della Fulgortiene sul servizio di Sasha Tarocco. 4-1 per la formazione del Volley Veneto in questo secondo set. Attacco del giocatore numero 5, Bicego, è efficace. 4-2, interrompono la striscia positiva del Volley Veneto, mandando dalla fina il capitano al servizio. Viene chiamato fuori, a mio parere era dentro. 4-3. L'attacco del centrale del Volley Veneto viene chiamato fuori. 4-3. Viene chiamata invasione da parte della Fulgortiene. 5-3. Al servizio Albrigo Tommaso. Cinque a 4, un po' di proteste. Perché tutta la panchina del Volley Veneto aveva chiamato il pallone fuori. 5 a 4. Stavolta il pallone fuori. 6 a 4, errore a servizio della Fulgortiene con il giocatore numero 5, Matteo Bicego. Davide De Giorgio al servizio.
4-6, grande attacco delle 4-7, grande attacco delle zone centrali del capitano Cristian De Agostini, che porta 7 punti contro i 4 della squadra di casa e porta ancora Davide De Giorgio al servizio. Grande attacco. Ha chiamato invasione. 5-7, ha chiamato invasione l'arbitro sul pipe di Sasha Tarocco. 5-7. Attacco di De Giorgio da posto 2. 5-8. Al servizio il giocatore Soppali Edoardo. Sei a 8. Volley Veneto ancora avanti di 2 punti in questo secondo set. Ricordiamo il primo set vinto dai veronesi per 25-23. Sei a 9. Attacco di Sasha Tarocco. Il tabellone non funziona molto bene. C'è ancora Tarocco da posto 4, un bellissimo diagonale. Cristian De Agostini al servizio, palla sulla rete. 7-10, meno 3 per i padroni di casa, che si riavvicinano di un punto e mandano al servizio il giocatore numero 13 Tommaso Albrego. Muro concede ai padroni di casa il meno 2, 8-10. Murato Sasha Tarocco sul posto 4. Si riavvicinano al meno 1, dal meno 4 al meno 1 i padroni di casa
sul servizio del giocatore numero 13 Cerfante Daniele. Errore al servizio bocciato, errore in attacco del numero 18 Dalla Costa, concede ai padroni, agli ospiti di andare sul +2, una palla ribattuta da una parte e dall'altra, con grandi difese comunque importanti da entrambe le parti. Filippo Garrò al servizio. Questa volta Tarocco passa 9-12, ancora +3. Vediamo, c'è una sostituzione, esce il giocatore numero 7 Giulio Dalla Fina ed entra il giocatore numero 15 Marco Danieli. Grande attacco Mancini del giocatore numero 5 Matteo Bicego da posto 4, 10-12, ancora -2 per i padroni di casa. Cambiato la regia, la formazione della Fulgortiene. Al servizio del giocatore numero 9 Alessandro Cazzola. Errore di Tarocco che prende male il pallone, 11-12, ancora -1 per i padroni di casa che non vogliono assolutamente mollare. Errore al servizio del numero 9 Cazzola Alessandro, ancora +2, 11-13 per la formazione del Volley Veneto. E Sasha Tarocco va fuori dai 9 metri per il suo servizio. Un errore di incomprensione tra il libero tra Bettanini e il numero 13 Cerfante consente alla formazione ospite di andare sul +3. (11-14, 11-15), un altro ace. Ancora Tarocco al servizio. Errore al servizio di Tarocco, 12-15. Servizio il nuovo palleggiatore che ha sostituito in corsa il giocatore Dalla Fina, il numero 15 Marco Danieli. Free ball nel campo del Fulgortiene che ha possibilità di attaccare. Ancora la palla nel campo del Tiene. Questa volta l'errore del giocatore numero 5 Matteo Bicego consente agli ospiti di andare sul +4, 12-16. Mandando a servizio il numero 13 Tommaso Albrigo. Nella rotazione del libero ci sono i due centrali in campo.
grande attacco ancora del numero 5 Matteo Bicico, che porta il punteggio sul meno 3, 13-16. Grande attacco dell'opposto De Giorgio, che mette giù un bellissimo diagonale da posto 2, 13-17, ancora più 4 per la formazione del Volley Veneto, che in questo secondo set sembra un po' aver preso le misure sul Gortiene rispetto al primo set, molto più convincente. Tredici a 18. Ancora Davide al servizio, questa volta la palla di De Giorgio cade sulla rete, 14-18, ancora meno 4 per la formazione della Fulgortiene, che va fuori dal campo con il giocatore numero 8 Cicchelero Nicola per il suo servizio. Questa volta De Giorgio smanaccia, il giocatore Davide De Giorgio smanaccia il pallone, consentendo ai padroni di casa di andare sul meno 3, 15-18. Ricordiamo il primo set vinto dalla formazione del Volley Veneto, 25-23. Ancora qualche piccola amnesia per i giocatori di Verona, si stanno rodando, naturalmente una squadra completamente nuova, è naturale che qualche meccanismo possa essere ancora in fase di rodaggio, è normalissimo in questa fase della stagione. Comunque i ragazzi stanno dando un'ottima prova di sé, battuta al salto, buona la ricezione, ma è nel campo del Veneto, 15-20 più 5 su una free ball, su una ricezione non perfetta del giocatore numero 13 della formazione del Fulgortiene, Daniele Cerfante, consente alla formazione veronese di andare sul più 5. (15-21 più 6), grande attacco da posto 2 di Sasha Tarocco, che riceve gli applausi da tutta la panchina. 15-21. Attacco di Tarocco da posto 4, devastante, sostituzione nelle file della Fulgortiene, esce il giocatore numero 18 dalla costa, entra il giocatore numero 2 dal Molin, se non erro, sì, numero 2 dal Molin. Ancora Edoardo Soprali al servizio. L'attacco del numero 13 Cerfante è efficace, 16-22, interrompe la striscia positiva del Volley Veneto, consentendo al nuovo entrato del giocatore numero 2 Davide Sola, mi ero confuso, di fare il servizio su Sasha Tarocco. 23-16, grande attacco di Davide De Giorgio. Scusate, 23-16.
Il capitano De Agostini Cristian pronto per il suo servizio. a 23, errore questa volta dell'attacco da posto 2 di Sasha Tarocco, 17-23. Daniele Cerfante fuori dai 9 metri per il suo servizio. Attacco nella zona centrale del campo, un po' impreparata la difesa del Volley Veneto sull'attacco del giocatore numero 9 centrale Cazzola Alessandro. Momento positivo per i padroni di casa che sono riusciti ad accorciare di 2 punti, siamo sul 18-23. Questa volta la palla cade a rete, 18-24. Entra Marco Bellinazzi al posto del giocatore numero 11 Filippo Garrò per il turno al servizio. Il giovanissimo giocatore si prepara per il servizio. Palla corta. (25-18) sull'attacco del numero 13 al Brigo Tommaso. Finisce il secondo set, 25-18, cambio campo. Tre minuti di pausa.
Ritornano in campo le squadre in questo frangente, siamo sul 2-0, ricordiamo il conto dei parziali 23-25, 18-25 per il Volley Veneto con questa prima partita della stagione per la Coppa Veneto, prima giornata Coppa Veneto tra Fulgortiene e Volley Veneto Benacus. 2-0. Vediamo se ci sono novità. Rimane in campo il nuovo centrale, giocatore numero 13. Mi dicono che c'è l'immagine storta su YouTube. Adesso spero che si possa vedere in maniera migliore, lo terremo in questa maniera. Siamo sul 1-0 per i padroni di casa. Errore di De Giorgio su questo servizio. Chiedo se ai telespettatori se adesso si vede dritto. Due a 1. Al servizio Sasha Tarocco. Ace di Tarocco, 2 pari. Tre a 2. Quattro a 2. Se le detiene. Tommaso Albrigo al servizio. Grande primo tempo di Capitan De Agostini, perfetto equilibrio, 4 pari. Ace 5 a 4.
6-4. Stanno soffrendo il servizio del numero 13 al Brigo i ragazzi del padroni di casa del Fulgortiene. Sostituzione in casa dei padroni di casa, entra il giocatore numero 4 Sole ed esce il numero 5 Bicego. Attacco da posto 4 efficace, perfetto equilibrio. 5-6. Al servizio il nuovo entrato. Errore di valutazione dei nostri giocatori, 6 pari. Grande attacco del capitano De Agostini che mette il punto del 6-7 e concede a De Giorgio di andare fuori dai 9 metri per il suo turno di servizio. Garrò Filippo mette giù la palla sul secondo tocco, 6-8. Ancora più 2. Palla fuori, 6-9. Sembrano un po' aver perso il bandolo della matassa i padroni di casa, che fino a questo inizio di set erano stati avanti, adesso sembrano un po' aver perso il ritmo. 6-9. 7-9, attacco da posto 4, efficace. Al servizio il giocatore numero 8 Cicchelero. Errore nel palleggio del giocatore numero 13 Cerfante, che concede agli ospiti il +3 e consente a Edoardo Soprali di andare fuori dai 9 metri per il suo turno di servizio. Viene chiamato dentro il pallonetto del giocatore della Fulgortiene, consentendo al giocatore numero 2 Davide Sola il ingresso che ha il giocatore che ha sostituito in corso d'opera Matteo Bicego di andare fuori dai 9 metri al servizio. Questa volta il muro è efficace, 8-10, 9-10 scusate, -1 i giocatori del Fulgortiene tengono vivo l'incontro andando sul -1.
Questa volta il pallonetto di Sasha Tarocco è vincente, 11-9, e consente agli ospiti altre sostituzioni in casa della Fulgortiene. Esce il giocatore numero 13 Cerfante ed entra il giocatore numero 10 Federico Grotto. Capitan De Agostini intanto al servizio. Palla fuori, 10-11. È proprio il nuovo entrato Federico Grotto che si appresta fuori dai 9 metri per il suo servizio. Punto per la formazione ospite, 12-10, ancora più 2. Garrò Filippo al servizio. Grande attacco centrale del giocatore numero 13 Tommaso Albrigo. 10-13, time out chiesto dalla formazione della Fulgortiene. Punto ancora per il Volley Veneto per un altro errore in attacco della formazione ospite. 10-14. E ancora Filippo Garrò al servizio. Murato, 10-15. Grande muro della formazione del Volley Veneto, che sembra aver preso ormai le misure in largo in questo terzo set. Ricordiamo i primi due parziali 23-25, 18-25. Questa volta il giocatore numero 8 Soprali non riesce a trattenere l'attacco, 11-15. Al servizio il giocatore numero 9 Cazzola. Undici a 16. Buon attacco nelle zone centrali del campo da parte di Albrigo e Sasha Tarocco al servizio. Io metto già la telecamera rivolta verso il campo avversario. Questa volta la palla va fuori, 12-16. Ancora l'arbitro dice che deve essere rifatto.
Luis, 11-17. Ecco che entra il secondo libero al posto di Michele Viola. Entra Motterà Nicolò, fa il suo ingresso in campo e il suo esordio in questa stagione. 17-11. Doppia, viene fischiata una doppia, 18-11, ancora Sasha Tarocco al servizio. (19-11). Sembrano aver mollato le redini i giocatori della Fulgortiene sul servizio devastante di Sasha Tarocco. Palla fuori, 20-11. Cambio ancora, entra il giocatore numero 11. No, scusate, numero 17 Cristian Lovato al posto del numero 13 Tommaso Albrigo. E anche lui fa il suo esordio in questa stagione. Ancora Tarocco al servizio. Punto per la Fulgortiene, 12-20. Al servizio il palleggiatore, il giocatore numero 15 Marco Danieli. (12-21). L'attacco puntuale di Davide De Giorgio a posto 2 permette a Cristian Lovato di andare fuori dal campo e di rimettere in gioco il pallone. Errore di Capitan De Agostini che butta fuori il pallone, 13-21. Al servizio Davide Sola. Ed è dentro il pallone battezzato da Motteran fuori. Una parabola 14-21, 7 punti di differenza. Recuperano 2 punti i giocatori della Fulgortiene. Questa volta è fuori. 14-22. Davide De Giorgio al servizio. (14-23), un bel pipe
del Volley Veneto. A 23, attacco efficace da parte del Volley Veneto che porta il punteggio a -8 e concede al giocatore numero 8 Ciccelero Nicola di andare fuori dai 9 metri per il suo servizio. A 24, 9 match ball da parte per il Volley Veneto. A servizio il giocatore numero 8 Soprali Edoardo. Pallone fuori, 16 a 24. Finisce qua con un buon attacco del capitano Di Agostini, la vittoria per 16 a 25. Ricordiamo il punteggio dei set: 23 a 25, 18 a 25, 16 a 25. Volley Veneto Cavaglion inizia benissimo la stagione in questa Coppa Veneto contro il Fur Cortiene, portando a casa un 3-0 molto convincente. Naturalmente la squadra è ancora un work in progress, alcuni errori ci possono stare, soprattutto nel primo parziale, però la formazione ha dimostrato di essere veramente una squadra molto viva e importante. Ricordo il punteggio: 23 a 25, 18 a 25, 16 a 25. Io vi saluto e vi ricordo che la prossima partita verrà giocata martedì prossimo contro la formazione, intanto foto di rito, contro la formazione del Montorio, sempre per la Coppa Veneto. Buona serata e ci risentiamo alla prossima partita.